Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live, il nostro appuntamento quotidiano delle 12, tutti i giorni dal lunedì al venerdì in vostra compagnia e buon inizio settimana, buon lunedì 30 di novembre. Oggi è l'ultimo giorno di novembre, da domani primo di dicembre cominciamo ad allestire, a vestire le nostre case a festa perché ci avviciniamo a questo periodo del Natale, un periodo di condivisione. A proposito di condivisione, permettetemi come sempre di ringraziare ognuno di voi. Anche questa mattina vi dico grazie 260.935 volte grazie. Grazie sempre, grazie ancora. Continuiamo a condividere la nostra grande voglia di proporre e promuovere la nostra Sicilia non solo nella nostra bella terra, non solo in Italia, ma nel mondo. Pensate, proprio ieri pomeriggio abbiamo fatto una puntata speciale ieri pomeriggio con il nostro chef Mariano Carbonetti. Sapete, lui fa parte del team di Io Compro Siciliano, è lui che ha curato e selezionato le antiche ricette che sono e che troverete all'interno del nostro marketplace www.iocomprosiciliano.com. Troverete tanti prodotti della nostra terra, troverete tante eccellenze artistiche e troverete persino, ripeto, le antiche ricette della nonna o dei monasteri che sono state selezionate dal nostro chef Mariano Carbonetti. Ieri puntata speciale con Carbonetti perché era la quinta edizione della settimana della cucina italiana nel mondo, la giornata tra l'altro di chiusura. Pensate, quest'anno il tema che era stato proprio scelto nel mondo era i territori tra tradizione e innovazione. Quindi è stato un bel viaggiare, abbiamo avuto 5 chef, 5 eccellenze siciliane nel mondo, abbiamo avuto un collegamento dall'Austria con Aldo Longhi, Gioele Pace nel Belgio, nel Regno Unito Andrea Geriri, Enrico Conti dalla Svizzera e Giuseppe Graziano dalla Scozia. Insomma, è stato un bel condividere, abbiamo parlato di prodotti siciliani, abbiamo parlato di come educare anche chi non è abituato alla cottura della pasta piuttosto che ad altri nostri prodotti. Insomma, una corretta alimentazione è sicuramente quello che è venuto fuori da un messaggio generale. Ma a proposito di eccellenze, beh, oggi vogliamo iniziare la nostra settimana e lo vogliamo fare ancora dedicandoci alla nostra arte e ai nostri artisti. Il nostro ospite, naturalmente, eccellenza siciliana, lui è un attore, lui è un regista, si è diviso un po' e si divide tra la prosa, la lirica e lo conosciamo anche, e il suo è un volto che conosciamo bene perché lo abbiamo visto anche in TV. Lo abbiamo visto tra Rai e Mediaset, in Giovane Montalbano, La mafia uccide solo d'estate, Libero Grassi. Insomma, noi siamo veramente tanto felici di fare questa piacevolissima conversazione con il nostro ospite di oggi. Signore e signori, abbiamo con noi Salvo Dolce. Buongiorno, ciao, buongiorno a tutti, buongiorno Buongiorno. Katiuska. Ciao caro, benvenuto, non sai quale piacere averti con noi. Grazie, Allora, piacere è tutto mio. Salvo è un amico da sempre, un amico di tutti. Ciò che conquista di Salvo, devo dire, è la sua grande spontaneità, la sua grande semplicità. Noi faremo questa piccola conversazione un po' parlando un po' di tutto, Salvo, un po' come è nato questo tuo amore, perché poi ci sono delle cose che nella tua vita sono accadute per caso e che poi invece hanno dato un po' anche la svolta nella tua vita artistica. Cominciamo proprio dall'inizio. Cosa è accaduto di veramente speciale? Allora, cosa è accaduto? Perché adesso mi trovo a fare teatro. È accaduto che io ero uno studente universitario, io sono originario di Polizzi Generosa, un paese bellissimo sulle Madonie. Mi sono trasferito a Palermo per lo studio, stavo preparando un esame e un attore, Vincent Schiavelli, che tutti conoscono per film importanti come Ghost, no? Il famoso fantasma della metropolitana, oppure Qualcuno volò sul nido del cucù,
culo con Jack Nicholson, ancora Batman di Tim Burton, è un attore sicuro-americano che un giorno decise di fare delle audizioni con degli attori siciliani ma che vivevano a Roma e fare uno spettacolo in Sicilia. Uno degli attori purtroppo ha avuto un piccolo incidente col motore e quindi si è trovato con un attore in meno. Io avevo cominciato da poco a fare qualcosa di amatoriale, ma solo per divertimento, per passione. E lui disse, beh, mi serve adesso un attore. E un amico dice, guarda, c'è questo ragazzo che ha fatto qualcosina, però non so, insomma, trovarsi subito in mezzo ad attori professionisti. E lui dice, vabbè, presentamelo. Guarda, ho cominciato subito, ho fatto un paio di giorni con loro e io ho detto, beh, e allora cosa faccio? Resto? Perché? E lui mi ha detto, no, ma tu sei già dentro lo spettacolo. E mi sono trovato, insomma, il primo spettacolo in assoluto con attori professionisti, con... E poi dico, e con quale nome? Cioè dico, praticamente hai iniziato Sì, veramente, sei entrato dalla porta principale. Senti Salvo, sai un po', in questo ci accomuna un percorso, perché devo dirti, anche io negli anni 90, quando iniziai, io iniziai con il teatro amatoriale. sì. E accadde anche lì che entrai a sostituire una ragazza che era scivolata. Lo spettacolo era l'Hotel del Libero Scambio di Georges Feydeau e io avevo proprio qualche battutina in sostituzione di questa attrice appunto che aveva avuto questo piccolo incidente. Io da lì praticamente scoppiò l'amore per il teatro e poi da lì, vabbè, il biondo, insomma, e tante altre cose. Senti, Salvo, Mm, tu sei un attore e sei un regista. sì. Due ruoli differenti, ma due ruoli comunque che hanno, diciamo, lo stesso minimo comune denominatore, è l'anima dell'artista. Dimmi un po', attore o regista? Allora, adesso dico con grande consapevolezza regista. Regista per diversi motivi. Io ho fatto per tanti anni l'attore, ho lavorato per tanti anni al Teatro Libero di Palermo, che è una mia seconda casa. Mi ha dato tantissime occasioni, insomma, di crescita. Poi ho lavorato anche, insomma, con tanti altri registi, insomma, cito tra questi anche Claudio Collovà, Che Franco salutiamo, un carissimo Scaldati. amico, è Sì, sì, stato sì. anche tra l'altro Anche con Franco premierissimo. Scaldati ho avuto il piacere di fare il suo ultimo spettacolo prima che, ahimè, andasse via al Teatro Biondo. Mi sono però trovato negli ultimi anche anni a fare tanti lavori e ammettono tanti lavori dove io non mi riconoscevo magari nell'idea del regista, anche tanti spettacoli che non mi davano più tante emozioni, anche salire sul palco, no? Il lavoro stava quasi diventando un timbrare il cartellino, ma noi facciamo un lavoro molto privilegiato e quindi ho rimesso un attimino in discussione questa cosa e ho detto devo avere il coraggio di mollare per un po'. Perché facevo davvero di tutto, no? Dal teatro, l'operetta, quasi anche il cabaret, qualsiasi cosa, no? Pur di lavorare, perché il nostro, insomma, tu sai benissimo che non è un mestiere Un lavoro facile. molto difficile. Però a un certo punto ho detto, forse è meglio essere un po' onesti con se stessi, stacco un attimo col teatro, un attimo, devo capire cosa succede. E per ridare senso al mio lavoro ho mollato per un po' la recitazione, mi sono dedicato al teatro, che era un po' forse in sordina, no? Che non aveva articoli sui giornali, che non prendeva applausi dal pubblico, e ho cominciato a lavorare un bellissimo progetto con giovani immigrati e attori professionisti. Grazie a una mia amica, Patrizia D'Antono, ho lavorato anche ad un progetto con un centro antiviolenza, contro la violenza appunto delle donne, quindi con donne che avevano subito violenza dagli uomini, e ho anche cominciato ad insegnare teatro al centro diurno del carcere minorile. Tutto questo ridava senso al mio lavoro. Vedere una donna del centro antiviolenza che dopo tanti mesi riesce ad abbracciare una persona di sesso maschile, lei va dalla psicologa e dice è successa una cosa bellissima, dopo tanti anni sono riuscita ad abbracciare un uomo, no? Io lì penso che tutto ha un senso. Chiaro. Quando lavoro al centro diurno, al carcere minorile, la gente, i ragazzi ti vedono quasi come il nemico, no? Perché fai parte della giustizia. Però poi entrano nel tuo lavoro, ti dicono che sei stato importante per loro
quando ti incontrano adesso per strada, ti salutano e ti dicono è stata bella quell'esperienza. Lì me ne frego di aver abbandonato il palcoscenico, ho ridato senso al mio lavoro e quindi sono contento di questo. E da lì Senti, poi ho fatto per un sì, po' l'aiuto regia, dall'aiuto regia poi insomma ho lavorato nella regia con le mie idee. stavi dicendo prima tanta bella formazione, tra l'altro, perché dico, parliamo del Teates, quindi, ma non solo questo, tante belle esperienze. Tu hai anche fatto da assistente alla regia, lo dicevi prima, Claudio Collovà, Franco Vincenzo Scaldati, Pierrotta. Vincenzo Pirrotta, che salutiamo, un carissimo amico, quindi tanta bella esperienza. Sicuramente quello che viene fuori anche da quello che dicevi adesso rispetto all'insegnamento è il fatto che questo ruolo deve avere proprio un senso, bisogna lasciare anche un messaggio agli altri, no? E devo dire che il ruolo dell'artista è proprio questo, il fatto di lasciare dei messaggi per gli altri, a maggior ragione quando poi si diventa un buon esempio di vita, questo penso che sia il massimo. Senti, Salo, ti fermo un Sì. attimino perché ne approfitto per salutare tutti gli amici che sono in collegamento, che stanno scrivendo sui nostri video party, ne approfitto per ringraziare come sempre in regia Paolo Gatto, Marzia Monreale, la nostra caporedattrice e tutto il team di Io Compro Siciliano e permettetemi, naturalmente salvo, di salutare i nostri amici che stanno scrivendo nella nostra diretta. E Certo, vi saluto quindi, anch'io. Paolo, Leggiamo? iniziamo a leggere. Sì, sì, leggiamo qualche messaggio. Oh, iniziamo da New York, Salvo. Tu considera che John è un siciliano, vive a New York e segue sempre le nostre dirette. Buon Ciao principio di John. settimana per te. Ciao John, grazie per essere con noi. Grazie per essere qui con noi. Abbiamo Mauro Todaro. Allora, Mauro Todaro è Gogol, l'omino giallo, l'ambasciatore del sorriso nel mondo, anche lui fra gli appassionati di Io Compro Siciliano, anche lui è una grande eccellenza. Ciao, ciao caro. Abbiamo Maurizio Tumminia di Artisti Nostri Amici. Ciao Maurizio, grazie per essere con Ciao. noi. Abbiamo dalla Francia ci stanno seguendo. Abbiamo Salvo Bucchieri, buongiorno Catiusca, buongiorno a tutti. Ciao Salvo, grazie per essere in collegamento con noi. Abbiamo Venera Scardaci. Ciao, buon lunedì. Ciao Venera, grazie per essere con Ciao noi. Venera. Abbiamo Giuseppe Campo, buon lunedì. Ciao Giuseppe. Ancora Nicola Scontini, buona diretta. Francesco Borrelli ci scrive. Vincenzo Spinelli, lui è un artista bravissimo che avremo Ciao prestissimo con noi Vincenzo. ospite. Buongiorno. Ciao Vincenzo, ciao. Abbiamo John che dice ben arrivato, io compro siciliano, buongiorno Salvo, quindi i saluti sono per te da New York, Salvo. Abbiamo Giovanni Ciao, grazie. Macaluso, un grande saluto a Salvo Dolce, orgoglio polizzano, e quindi Ciao saluti per Giovanni, te. grazie. C'è il nostro chef Mariano Carbonetti, buongiorno Catiusca e al grande artista di oggi e tutto il popolo di Io Compro Siciliano. Chef, volevo dirti Mariano, ho parlato proprio d'apertura di questa puntata, della giornata special che abbiamo avuto ieri, ricordando la settimana della cucina italiana nel mondo. Volevo anche dirvi che questo pomeriggio alle 18 abbiamo l'appuntamento pomeriggio special con la rubrica di Mariano Carbonetti, il nostro grande chef. Sapete, noi parliamo delle varie province, proprio questo pomeriggio parleremo con lo chef Carmelo Petralia ed esattamente della cucina di tutta la provincia di Enna, quindi seguiteci alle 18. Abbiamo Maurizio Formigoni, grande salvo, quindi continuano ad Ciao arrivare saluti Maurizio. per te. A Maria Lopinto, buongiornissimo a tutti gli amici di Io Compro Siciliano, buon inizio settimana. Ci fermiamo un attimo qui con i messaggi, Paolo, e ritorniamo a Salvo. Senti, ma a proposito di cucina, sai cucinare, Salvo? Allora, io so cucinare. Sì, 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 sì. Devo dirti che mi piace tantissimo la pasta, sono un grande appassionato di pasta, però mi piace cucinare di più per gli amici. Dai, Cioè, dai, quando sono da solo si cucino, ma mi piace tantissimo cucinare per gli amici. Sì, quello sì. dai.
Speriamo che tu non cucini quando naturalmente sei in fase di regia per spettacoli di lirica. E arriviamo ad un altro punto importantissimo, perché lì sarebbe un problema. Arriviamo invece ad un altro bellissimo punto. Regia, tu ti dividi tra la regia in teatro, quindi spettacoli di prosa, e la lirica. Cosa accade? Arrivato a un certo punto, dalla prosa arriva anche la lirica, con tra l'altro opere, cioè, importanti. Voglio ricordare, e proprio per questo fra un poco manderemo un contributo video, dico, ti avvicini alla lirica. Cosa accade, Salvo? Allora, accade questo, che io comincio a fare tantissimo l'aiuto regia nella prosa, e un giorno vedo un concorso indetto dall'Orchestra Sinfonica Siciliana dove cercavano degli assistenti alla regia, anche dei direttori di palcoscenico, insomma c'è un grande progetto. Io partecipo a questa audizione, mi iscrivo, ma alla fine decido, anche lì non è il caso, e dico, ma guarda, ho studiato tantissimo, ho studiato veramente tanto, ma ha detto, ma sai, non mi presento, sai, cercano soltanto 2 persone, ci saranno i soliti raccomandati, insomma, le solite dinamiche che io penso. Decido di non fare l'audizione, ma non ti nascondo che un'ora prima ho detto, ma dai, vado, ho studiato, quindi perché non devo farla questa audizione? La faccio, non controllo nemmeno poi, insomma, i risultati che sono stati pubblicati. Mi arriva la chiamata di una mia amica che mi dice, Salvo, complimenti. Ho detto, ma che cosa? Ma non l'hai controllato i risultati? Ho detto, no, figurati, sei arrivato primo. Dai! Praticamente mi dicono sarà l'assistente all'aiuto regia di Davide Livermore. Davide Livermore è un grandissimo regista, insomma, La Scala di Milano, Il Reggio di Torino, l'abbiamo visto anche in TV quest'anno, adesso è il direttore del Teatro Stabile di Genova. E insomma, lì ho scoperto la passione per la lirica a livello lavorativo, che comunque da spettatore mi piaceva tantissimo. Lui è stato uno molto, un grande maestro. In pochi mesi di lavoro ho imparato tantissimo, tanto, tanto, tanto. E da lì poi ho continuato anche uno stage al Teatro Massimo, sempre come aiuto di regia, e da lì poi, insomma, ci sono stati, insomma, dei giri particolari, dove anche Nuccio Anselmo, che è un giovane artista, ma più che altro anche imprenditore, che ha creato questa Sicilia Arte Opera Management, che si occupa di musica lirica, di filarmonica, eccetera, mi ha proposto un giorno un progetto che era la regia di una cavalleria rusticana, insomma, da lì poi abbiamo fatto tante altre opere, abbiamo fatto La Mi Traviata. fermo un attimo, Sì. sento alle mie orecchie cavalleria rusticana e secondo me Paolo Gatto ha pronto qualcosa da condividere con il popolo di Io Compro Siciliano. Contributo video! Vediamo. Beh, Cavalleria Rusticana, regia di Sì. Salvo Dolce. E dove? Dici dove, Dove? Salvo? Allora, lo dico subito, è un teatro antico di Taormina con l'Orchestra Sinfonica Siciliana e il Coro Lirico Siciliano. Devo dire che questa cavalleria è arrivata in un momento abbastanza difficile per tutti noi lavoratori e lavoratrici dello spettacolo. Venivamo da un lungo lockdown, ci siamo fermati per tutto il periodo di marzo, aprile, maggio e giugno. A giugno, forse fine giugno, quindi quasi mi arriva una chiamata da parte, insomma, di queste persone che credevano appunto in un progetto e mi ha detto Salvo, noi abbiamo visto dei tuoi lavori, vogliamo proporti la regia di una cavalleria rusticana a Taormina. E per me è stato un grandissimo regalo, quindi perché io comunque considero sempre i momenti alti degli artisti un regalo dopo insomma grande fatica che hai fatto, quindi
E quindi, insomma, quando mi hanno anche detto il cast, un po' mi tremavano le gambe perché c'erano grandissimi artisti, no? Cantanti che hanno lavorato al Metropolitan di New York, c'era anche questa bravissima soprano, Elena Loforte, che aveva fatto tra l'altro lo stesso ruolo nel film Padrino Terzo, insomma, di Coppola, quindi... Però devo dire, quindi ho detto, oddio, io così giovane e piccolo mi trovo di fronte a questi mostri sacri della lirica, però devo dire che i grandi sono sempre le persone straordinarie, le persone più umili, le persone che hanno accettato anche le mie indicazioni registiche, abbiamo creato una bella squadra ed è stata la prima opera, tra l'altro fatta in Sicilia, una delle poche opere in Italia con le disposizioni anti-Covid. Quindi se ci avete fatto caso non c'erano scenografie perché non c'era la possibilità di montare scenografie, il coro era molto distante, quindi distanze di sicurezza di un metro e mezzo tra un artista e l'altro. Insomma, è stato faticoso, ma tutte le sfide, gli ostacoli, in realtà tutti gli ostacoli vanno visti non come ostacoli, ma sfide per creare qualcosa di nuovo e di diverso. E E poi, tra l'altro, devo... voglio anche dirti una cosa Sì, in merito a sì, questo. sì. Ieri ho fatto un'esperienza nuova che mi ha un po' angosciato, no? Ieri è andata in streaming, tra l'altro una diretta streaming, quindi era tutto live, un mio spettacolo al Teatro Libero che è Il mio nome è nessuno, tratto dall'Odissea. Io ho scritto lo spettacolo e ho fatto la regia. L'abbiamo fatto in streaming, ma quando i miei attori si sono inchinati per l'applauso e da quelle poltrone non si è sollevato nessun applauso, è stato terribile. È stato terribile, ha avuto il magone, quindi noi artisti speriamo veramente di tornare sul palcoscenico e soprattutto di avere il pubblico, perché ci E manca. noi torneremo ad applaudire grandi opere come queste. Ancora contributo video, Paolo Gatto. Torneremo ad applaudire i nostri artisti e torneremo felici in teatro. Senti, Salvo, io devo dirti che ho un grande piacere, ho un grande onore che è quello, anche in un periodo molto difficile, che è quello che stiamo vivendo un po' tutti, ognuno nel proprio settore, grandi momenti di difficoltà, ma devo dirti da 8 mesi non mi fermo mai di dire a chi ci ascolta non molliamo, non molliamo, non molliamo perché ripartiremo più forti di prima. E ho un altro grande privilegio che è quello di condividere i messaggi di chi ci scrive, che in questo momento assumono una valenza ancora più forte, perché è questo stretto collegamento che abbiamo, non abbiamo il pubblico davanti, ma devo dirti che quando arrivano i messaggi da parte dei nostri amici che sono lì a scriverci anche attraverso queste dirette che possono sembrare magari a volte distanti, no? Dal nostro pubblico, e invece è come se li avessi lì davanti, seduti davanti a te. E quindi leggo sempre con grande Leggiamo? piacere e grande entusiasmo i messaggi da parte dei nostri amici. C'è il Faraone Palermo, ciao caro amico, grazie per essere con noi. Dice Ciao. buongiorno carissima amica Katia Scuzza e al bravissimo di grande doppio talento di palcoscenico Salvo Dolce, un'altra bella realtà sicula nel mondo artistico, quindi tanti complimenti a Grazie. te. Sempre il Faraone Palermo dice una delle mie favoritissime, Cavalleria Rusticana, quanti bei ricordi, scrive il Faraone Palermo. C'è Alessia Musso che ti saluta, grande Salvo, ancora Alessandra Pipitone, grandissimo Salvo, quindi sempre Alessandra è una complimenti. grandissima direttrice d'orchestra, eh? Ma tra Lei ha l'altro diretto tra l'altro delle opere. Alessandra è stata anche nostra ospite, e per noi è veramente poi, quando noi parliamo anche di eccellenze artistiche di donne, noi siamo molto, molto felici. Tra Quindi l'altro una Alessandra ha partecipato quest'anno a Tu sì che vales con la Women Orchestra, quindi un'orchestra tutte di sì, sì, donne, eh?
con un E grandissimo l'abbiamo successo. intervistata proprio quando sono tornate con le ragazze, quando è tornata Sì, con le ragazze, l'abbiamo proprio intervistata, quindi un saluto speciale. Ciao grande cara. Alessandra. Allora c'è Nuccio Anselmo che dice il nostro grande artista Salvo Dolce. Un grande abbraccio da tutti noi di Siciliarte, Opera Management, Nuccio Anselmo. Ciao Ciao Nucci, ne Nuccio, abbiamo parlato grazie. prima, sì. Sì, abbiamo parlato prima. C'è Adelaide Perez che dice buona giornata. Un saluto particolare al carissimo Salvo dalla Lombardia. Ciao Adelaide, un saluto a Ciao, tutti Adelaide. voi. Ciao cara. Abbiamo Gabriele Circo, grande Salvo, quindi continuano ad Grandissimo arrivare life per te designer messaggi. Gabriele, eh? Abbiamo Salvo dalla Francia che ti scrive, grazie a voi, grande Salvo, quindi continuano ad arrivare messaggi per te, Salvo. Grazie. Come vedi poi lo schermo arriva, Lorenzo Gambino, come fa un artista a recitare senza pubblico in questo periodo, senza avere il feedback degli spettatori? Beh, Lorenzo, un po' è quello che dicevamo adesso, Ne Salvo. abbiamo parlato prima, sì, ma tra l'altro ieri poi sono arrivati tantissimi messaggi di sostegno e di gente che ci diceva è stato bellissimo, speriamo di vederci dal vivo, ma è stato bello anche così. Eh sì. Senti, c'è John Blandi che dice: Ma il protagonista in questo spettacolo era per caso Simone Alaimo? No, in questo c'era No. Angelo Villari, che è un grandissimo Mhm. artista messinese, bravo anche lui, proprio Lo bravo, che ha cominciato salutiamo. al Teatro Massimo di Palermo come corista e che invece adesso calca in migliori palcoscenici comunque d'Italia ed Europa. E quindi siamo contenti che Sì, sì, abbiamo sì, un sì. nostro artista in giro per il mondo. Abbiamo Giuseppe Bellomare, buongiorno a tutti, un saluto all'amico Salvo Dolce. Ciao Giuseppe, Bravissimo grazie per fotografo. essere con noi. E ancora Santo Albanese, saluti a Salvo. Beh, tanti messaggi e soprattutto tanta Oh, dimostrazione d'affetto, Salvo. Come vedi, il tempo è scivolato via velocemente, siamo già quasi a chiusura della nostra mezz'ora. Io volevo dirti ancora una battuta veloce, nel senso che noi abbiamo avuto modo anche di vederti in TV come sì. attore, tra l'altro anche da non tantissimo. Senti, la TV. Allora, la TV in realtà non l'ho mai cercata. Non l'ho mai cercata perché è stato un po' difficile anche allontanarmi, ho fatto tanto teatro, no? Quindi spesso magari anche andare fuori, ma non mi ha mai interessato tantissimo come il teatro. Ecco. Quello che mi piace è lo scambio, mi piace proprio l'odore del palcoscenico. E anche lì, no, io rifletto tanto sull'attività nostra. Mi è capitato una volta, anche lì ho detto basta, se capita capita, ma oppure se c'è il provino lo vado a fare. Ma mi è capitata una volta una cosa un po' mortificante, insomma, io ho studiato, ho lavorato tanto, ci siamo trovati in una serie di provini, di audizioni, dove poi avevano tanta premura e alla fine prendevano tutti noi artisti, no, con un numeretto qui, una foto e via. Io ci sono rimasto malissimo, mi sono un po' sentito carne da macello, io ho detto no, io non mi vado ad umiliare così, e quindi ho deciso di non fare più questo, ho deciso di non farlo più, quindi ogni tanto capita, se mi chiamano un provino su parte, ma carne da macello no, non è rispettoso nei confronti di gente che ha studiato, che ha investito, che si è preparata, e quindi insomma questo è anche uno dei motivi, però principalmente mi piace il teatro. Ci piace questo palcoscenico e come dicevi tu, questo Sì, odore e poi questo, anche sai che cosa, questo quando stanno per iniziare gli spettacoli e noi siamo lì sì, a sentire da dietro il sipario questo sì. rumore, questo ciuciulio che c'è dietro, Sì, no? Questo, bellissimo. E posso dirti una cosa, che da regista non pensavo, ma mentre io da regista poi guardo da fuori, io tremo e sono lì con gli attori nello stesso momento e tremo per loro, quindi è una bellissima sensazione, quindi il teatro è impagabile, l'emozione che si prova. Però il cinema è bellissimo, grandissimo. meraviglioso. Chiaro, sono emozioni differenti. Grandissimo Salvo. Allora, io ti volevo ringraziare per questa bella mattinata che hai voluto donare al popolo. C'è un messaggio che dice
da Bruna Pagani. Ciao Salvo, sei un grande, fiera di avere collaborato con te, scrive Ciao Bruna. Tu Bruna. sei un grande animale da palcoscenico in tutti i sensi, dice Bruna, perché sei, penso, molto forte energicamente. C'è Maurizio Tuminia, complimenti a Salvo Dolce, veramente molto bravo, un caro saluto. Grazie. Siamo arrivati a chiusura. Io volevo Oh, dire al popolo, sì, volevo dire al popolo di Io Compro Siciliano, mi raccomando, questo pomeriggio alle 18, anche tu Salvo, alle 18 ti certo, aspetto il tuo io ti seguo messaggio, sempre, eh. No, lo so, quindi aspetto anche il tuo messaggio. Alle 18 abbiamo la nostra rubrica a cura del nostro chef Mariano Carbonetti, parleremo di cucina per tutto quello che riguarda la provincia di Enna con lo chef Carmelo Petralia, per cui collegatevi, sarà un pomeriggio special con ospiti special come sempre. Noi siamo arrivati a chiusura, grande Salvo, e adesso c'è Grazie da a fare, voi. sai un po' E quello che poi voglio dire anche accade? una piccola cosa, piccola piccola, anche per gli artisti. A me dicevano sempre, se vuoi fare l'attore, se vuoi lavorare, devi andare via dalla Sicilia. Non è vero, restate in Sicilia, perché è una bella terra, si lavora tantissimo. Basta l'impegno, basta crederci e tra l'altro fare l'attore o fare il regista non vuol dire andare in televisione, ma vuol dire lavorare sul palcoscenico e fare questo mestiere con grande dedizione e grande umiltà, perché la comparsata in televisione non ti fa grande, eh? Quindi restate in Sicilia perché si lavora e si lavora bene. Ci piace e tu ci piaci, soprattutto quando dici Grazie. così. E adesso, grandioso Salvo, Sì, dovresti avvicinarti alla camera. Vieni, vieni sì, vicino. Ancora un po' di più ancora. ok. Adesso, siccome il mio regista, che è Paolo Gatto e che ringrazio, sa che se Mhm. io non dico una frase insieme al mio ospite, lui non mi chiude la trasmissione perché poi c'è da mandare la sigla, naturalmente. Quindi, a Ok. questo punto, gentilissimo ospite, grandioso Salvo Dolce, grazie per essere stato con noi, ma adesso dovresti per favore ripetere con me. Io Io compro compro siciliano. siciliano. Ci piace, grazie Ciao, per essere stato con noi. grazie a Bassatetti, e voi. adesso Ciao, grazie a sigla! tutti. Ciao Salvo! Ciao, ciao a tutti.